Uno tsunami veneto che è pronto a invadere Palazzo Balbi. Questo è il messaggio lanciato oggi dal Partito dei Veneti in un'ex pescheria a Lendinara gremita di persone. Siamo un partito territoriale, è questa la nostra forza, afferma Giacomo Mirto, coordinatore regionale del Partito dei Veneti, perché solo un partito veneto, realmente veneto, può coltivare e portare in alto la nostra regione. In questo momento possiamo cambiare la storia del Veneto, ha continuato Mirto. Abbiamo la possibilità di farlo e dobbiamo farlo. Dobbiamo dar forza ai nostri piccoli ma grandi territori per costruire un nuovo Veneto. Poi l'appello finale di Mirto ai tantissimi presenti. Siate voi in prima persona i leader di questo nuovo partito. Parlatene a tutte le persone che incontrate. Condividete sui social il nostro messaggio. Presenti Fabio Benetti a rappresentare la Rete 22 Ottobre, ma anche in qualità di coordinatore provinciale proprio del Partito dei Veneti, Emanuela Munerato, sempre per Rete 22 Ottobre, e il primo cittadino di Lendinara, Luigi Viaro. Tra il pubblico, oltre ai curiosi, tanti sostenitori del Partito dei Veneti, che al termine dei discorsi ufficiali si sono alzati in piedi per raccontare in prima persona a tutti i presenti perché hanno scelto di sostenere questo partito. A fare da denominatore comune, spesso nei racconti, è la delusione avuta con le precedenti esperienze politiche che promettevano di mettere il Veneto al primo posto, ma le cui azioni poi si sono tradotte in altro. Il Partito dei Veneti sta quindi scaldando i motori per le regionali 2020 e lo sta facendo in contemporanea oggi in tutte le province del Veneto, proprio per far capire a tutta la popolazione che c'è e che sull'autonomia non si scherza.